Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con in vantaggio subito Annie Pan che sfila. Numero 2 poche battute la squalifica per Zeburisaya TRGF, seconda posizione per Rossano, mentre più indietro dovrebbe essere Valdest, anzi Zemellino. E così escono dalla prima curva i concorrenti con Annie Pan, la netta favorita, che conduce, seconda posizione per Rossano che precede Zemellino, quindi in quarta posizione abbiamo Allocco Jet davanti a Valdest. Tanto completamento dei 600 metri iniziali, Annie Pan li può percorrere in un svelto 45,3. Cerca di rendere dura la vita agli inseguitori, a chi si sta industriando per corsie esterne. In particolare ci sembra di vedere Universo Jet che progredisce gradualmente trascinandosi Zona Jet. Intanto 800 in 59,8, che partendo con i nastri è sicuramente una misura. E ora il chilometro iniziale con Annie Pan che lo può percorrere nell'ordine del 1,14,6. Davvero un primo chilometro svelto per la battistrada. Si impegna Universo Jet all'esterno di Rossano, prova a seguirlo Zona Jet, poi anche Valdest che è spostato all'esterno, mentre in coda è sempre Bramante Jet. Al largo ha preso posizione anche Zarbon. Cavalli a 650 dalla conclusione, Annie Pan per il momento indisturbato al comando. Si trascina in seconda posizione Rossano, all'esterno ancora generosamente numero 11, Universo Zona Jet, la squalifica per Zona Jet. E così siamo a 450 dall'arrivo con Annie Pan che si svincola dagli avversari, a 400 dal palo, prende vantaggio. Numero 6 Allocco Jet, Annie Pan in netta evidenza quando siamo a metà della curva conclusiva. Sposta intanto dalle posizioni di retroguardia Bramante Ors che viene a fare l'arrivo a centropista. Annie Pan però ha margine nettissimo di vantaggio a 150 dalla conclusione. Annie Pan in grado di accelerare ancora per venire a concludere isolata in avanti. Finisce molto bene a centropista Bramante Ors che fa suo il secondo posto, mentre per il terzo il numero 1 Zemellino ha ragione di Rossano. 1,14,9. E Annie Pan non si smentisce, queste sono le sue corse, se poi riesce ad affilare davanti è davvero un osso duro per tutti. Filippo Monti la conosce alla perfezione, l'ha guidata subito in testa, l'ha portata a condurre in poche battute e è andato via sul ritmo per vincere nettamente. Annie Pan, Filippo Monti, Francesco Virzi al training per i colori dello stesso Filippo Monti. Il secondo posto per un ottimo Bramante Ors, al terzo chiude l'outsider Zemellino.